Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Ma non è vero che è tutto un magna magna, non sempre si magna, a volte si pensa, a volte ci sono degli appuntamenti da non scordare, degli eventi importanti che insegnano, che portano qualche cosa. Ancora un saluto da parte di Sammy Varin, minimo seguitissimo appuntamento del mercoledì con È tutto un magna magna, replicato poi la domenica alle 12:30. Sorpresa, ci colleghiamo con il Parlamento. Qui Parlamento. Eh sì, perché abbiamo una bella notizia, anzi forse due, con l'onorevole Massimiliano Panizzut. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno a tutti voi, onorevole della Lega, ricordiamo. Assolutamente sì. No, perché no, sentivo parlare di magna magna, no? Bravo. Tra l'altro vogliono mettere i gelati anche qui alla Camera. Oh, non siamo noi che l'abbiamo chiesto, ecco, quindi no. Sì, vedi la terza segnalazione. No, Massimiliano, partiamo dalla bella notizia da mettere in calendario per chi ci segue dal Friuli Venezia Giulia, ma anche per chi effettivamente cerca queste notizie, perché qualcosa ogni tanto si muove, ci sono eventi belli che non sempre poi hanno ribalte importanti, non vengono riprese dai cosiddetti giornaloni. Sabato 15 novembre dalle 9 alle 17 alla Fiera di Pordenone, Viale Treviso numero 1. Una grande festa con associazioni di persone con disabilità, terzo settore, mototerapia, auto storiche, rally e go-kart. Acceleriamo l'inclusione. Di cosa si tratta e chi ci viene, Massimiliano? Ecco, allora io innanzitutto spero che ci vengano ovviamente i cittadini del Friuli Venezia Giulia e anche quelli del nord. Chiaramente non possiamo pretendere che dalla Sicilia vengano sugli amici fino a Pordenone, però diciamo che dal Triveneto in un'oretta ci sono, da Milano in 3 orette siete a Pordenone, ecco. Ma diciamo che la giornata nasce da un mio desiderio di mettere insieme la passione per i motori con la passione anche, perché no, per le persone con disabilità. Secondo me bisogna anche avere una passione su certi argomenti. Come hai detto tu giustamente, avremo 3 momenti, diciamo così, di massima. Nel padiglione fieristico ci saranno, siamo riusciti a raggiungere 90 associazioni, come hai detto tu, che si occupano di persone con disabilità e sociale. Avremo il Comitato Paralimpico, che ovviamente ci farà delle esibizioni, diciamo così, o delle, come dire, nel contempo l'altra cosa è appunto legata al discorso della mia legge, insieme ovviamente al ministro Locatelli, sulla mototerapia, no? Quindi avremo moto da cross, auto da rally, auto storiche, i go-kart di post, con cui le persone con disabilità potranno provare quell'emozione, diciamo così, della velocità. E appunto nasce tutto dalla mia proposta di legge della mototerapia. 2 parole veloci che magari da qualcuno non lo sa. È una terapia complementare. Cosa sono le terapie complementari? Visto che anche lì ovviamente, come al solito in Italia, ci hanno accusato di tutto e di più, no? Non è una terapia che cura, diciamolo subito, o perlomeno non cura il tuo stato o la tua malattia, però cura il tuo spirito. Cura il fatto magari di rendere meno pesante l'ospedalizzazione. Ricordiamo che la mototerapia nasce dall'intuizione del campione di motocross freestyle Vanni Oddera, che ha voluto portare le moto, ovviamente elettriche, all'interno delle corsie e far salire i ragazzi e fargli provare questo momento di accelerazione, di gioia e di libertà. Ecco, questo è il senso. Ti ripeto, ci hanno accusato di tutto, tra l'altro ci ha accusato un'associazione che si fa pagare per fare la mototerapia, quindi anche lì purtroppo in questo paese, no, è sempre bianco e nero. E noi cosa volevamo fare con questa proposta di legge? Il riconoscimento, e quindi mettere delle linee guida in cui chi vuole fare la mototerapia si dovrà adeguare, e il riconoscimento ovviamente, no? Il tutto, come da desiderio del nostro ministro Locatelli, dopo di arrivare a una legge, non so se si chiama legge quadro o quello che è, per accorpare tutte le terapie complementari, che ricordiamo, magari qualcuno non sa, sono la clown terapia, l'ipoterapia, il pet therapy,
eccetera, tutto questo panorama, no? Perché io avevo sentito anche intervento al Senato di una senatrice autorevole, sembra che sia addirittura premio Nobel, che chiedeva perché bisogna fare questa cosa, perché la scienza deve riconoscere la mototerapia. Intanto io non credo che la scienza debba arrivare in tutti i campi, certe cose non si possono spiegare, certe cose si spiegano con i sorrisi di queste persone e dei ragazzi che vengono portati sulle moto, sulle macchine o qualsiasi cosa. Quindi sono stati anche fatti degli studi, ovviamente non a livello mondiale, per amor del cielo, nessuno pretende di avere in mano la verità, in cui appunto questa esperienza fa del bene sia ai pazienti, chiamiamoli così, visto che scientificamente, che alle loro famiglie. Quindi ti dico, perché non fare una cosa che fa bene? Perché tutte le cose che fanno bene devono essere sempre contrastate da un potere superiore? Punto di domanda. Bello. Ripeto, ma più di tante parole, magari appunto se qualcuno ha occasione, tanto sui social si vede dappertutto, più che tante parole, tante spiegazioni, basta guardare le immagini. Punto. Certe cose non puoi spiegarle. L'amore puoi spiegarlo? Sì, vabbè, magari a tuo compagno, ma lo senti dentro, lo senti nel cuore e lo vedi con gli occhi. Certo, certo, e questo fa bene allo spirito, fa bene al cuore, fa bene all'umore, e tira su di morale queste persone che con un qualunque tipo di disabilità vivono a volte veramente in un mondo parallelo e sempre E purtroppo. magari se mi permetti, scusa, è anche Come no? emarginato. Ecco. Il mondo emarginato è quello, il senso, no? Che Certo, certo, certo. Quindi si sta facendo largo, per fortuna, sempre di più questa moda, ma è una moda proprio del cuore, dello spirito, di accelerare l'inclusione attraverso la motorterapia. In questo caso poi abbiamo visto i clown, abbiamo visto tante altre terapie che fanno bene al di là di quelle che sono le cure. Primo Motor Therapy Day, Fiera di Pordenone, Viale Treviso 1, sabato, non questo, il prossimo, il 15 novembre, tra le 9 e le 17, arriva il ministro Alessandra Locatelli e chiaramente tanta bella gente con ingresso naturalmente libero che impareremo qualche cosa in questa giornata. Massimiliano, prima di ringraziarti, visto che sei in diretta e visto che ci potrebbero essere novità prossimamente sul Friuli e sul ritorno delle province in Friuli Venezia Giulia, aggiornami un attimo, che siamo un po' tutti curiosi di capire cosa sta accadendo alla Camera. Panizzot, dici? Esatto, abbiamo appena votato l'ultimo passaggio qui alla Camera dei Deputati per questa riforma che ovviamente il punto più importante è il ritorno delle province che sono state tolte nel 2016. Ecco. Diciamo, se posso un minuto, è certo. appunto è la più grande espressione, si passa il termine, del federalismo territoriale, cioè il rapporto diretto tra istituzione e cittadini, no? Ricordiamo che una volta c'erano le province che si occupavano di strade, scuole, infrastrutture e anche altri ambiti, che erano il collegamento diretto tra regione, comune e poi cittadini, no? Sono state abolite dal PD, che guarda caso adesso, nonostante tutto, la sinistra le richiede in Sardegna. Comunque vabbè, no, guarda, le polemiche non ci interessano. Sono state fatte le unioni territoriali intercomunali, sono stati fatti gli EDR, gli enti di decentramento regionale, però è stato dimostrato che manca sempre quel discorso di collegamento competenze cittadini. E la cosa che spiace di più, no, che tra l'altro il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione che non le ha più, cioè le altre regioni hanno, mi sembra, come si chiama, le elezioni di secondo grado, di secondo livello, no, che c'è tutti i consiglieri comunali votano, noi proprio non c'è più nulla. E la cosa che fa un po' specie, ognuno, ripeto, la pensa come vuole, poi cittadini, che il PD non vuole che siano elettive. Io credo che, visto che si parla tanto di democrazia, cioè il livello più alto di democrazia sia dare la parola ai cittadini nel bene o nel male, cioè ovviamente che non è che è per forza deciso che in tutte le province vinca il centrodestra, eccetera, ma la cosa superiore è la democrazia, sono i cittadini che devono scegliere i propri rappresentanti, punto e basta. Quindi ben venga che si ritorni, appunto, come ho detto,
a una gestione più vicina ai cittadini, perché con tutto il rispetto della regione, per amor del cielo, farà chiaro che se io ho l'ente di riferimento tra virgolette fuori da casa mia, diciamo così, le interlocuzioni sono un po' più rapide, diciamo, ecco. E come, quindi buone notizie per Friuli, Venezia Giulia, e speriamo che anche nel resto d'Italia le province vengano riempite un attimino di più, perché sono molto tristi ancora al momento. Un piacere, Panizzut, averti con noi, buon lavoro e grazie per quello che stai facendo. Voi, e un saluto a tutti e grazie a voi. Qui Parlamento. E dai, buone notizie, vedi, ogni tanto dalla Camera arrivano. Sì, ok, gli appuntamenti da non scordare, sagre, feste, cose mangerecce e piccoli appuntamenti in giro per l'Italia, a volte sconosciuti. Non vi relaziono su eventi stratosferici con un fracco di gente, no, se le dico qua vuol dire che è roba genuina, conosciuta da poche persone. Assapora il tartufo bianco nell'antico refettorio di San Francesco. O poco cane, tartufo bianco, quello che costa di più. 15, 16, 22, 23, 29 e 30 novembre c'è la 54esima mostra mercato del tartufo bianco di San Miniato. Siamo in provincia di Pisa, Toscana. Scegliendoci contribuirai alla raccolta fondi per Nuovi Orizzonti, che sarà deducibile fiscalmente, ma io voglio mangiare il tartufo. Dal 3° al 5° weekend del mese di novembre vi aspettiamo nell'antico refettorio di San Francesco per assaporare il tartufo bianco di San Miniato con piatti firmati J-Food, un'esperienza di gusto che scalda anche il cuore. Come dicevamo, scegliendoci contribuirai alla raccolta fondi per l'associazione Nuovi Orizzonti. Piazza San Francesco 1, San Miniato, provincia di Pisa. Il tartufo bianco e la mostra mercato del tartufo bianco. Cominciano gli appuntamenti natalizi e certo è un po' prestino, però noi cominciamo già a darli, quelli che ci arrivano anche tramite WhatsApp. Nel vostro paese, nella vostra città cominciano già le luminarie. 340 6709 659, inviatemi il programma delle festività natalizie che avete sotto casa vostra. Natale, arte e magia, domenica 7, lunedì 8 dicembre a Serino, in provincia di Avellino, frazione Guanni, musica, gastronomia e tanta magia. Serino, Avellino, 7 e 8 dicembre, una piazza suggestiva si accenderà di luci, colori e sorrisi per 2 giorni di musica e spettacoli, sapori autentici e gastronomia, artigianato e tradizione, magia ed emozione per tutti. Eccolo la prima segnalazione natalizia, ma certamente già questo weekend ci sono cose belle e si ritorna a mangiare castagne. 8-9 novembre la festa della castagna di Carrara. Collezionismo, modernariato, vintage, associazioni di volontariato, promozione sociale, mercato ai sapori, arte e ingegno, ma io voglio mangiare le castagne. Dalle ore 10 alle ore 20, 8 e 9 novembre, festa della castagna di Carrara. Sempre questo weekend, qui siamo in provincia di Benevento, ben conosciuta, indovinate perché? Ceppaloni, la magia al borgo, Ceppaloni tra tartufo e streghe. 8 e 9 novembre, stand gastronomici, l'angolo dei tartufai, concerti nel borgo, espositori, installazioni artistiche, mercatini di Natale come d'incanto al castello. Signori, se siete in zona, terre del tartufo, e che cavolo, borgo di Ceppaloni, Benevento, andiamoci a fare un giro. Questo naturalmente lo diciamo per chi è stufo di starsene a casa, gli manca il weekend, e prendetelo il weekend, ma non prendete quelli, certo, dove partono tutti e trovate un casino della miseria. È il caso di darvi da fare fuori posto, fuori moda, fuori tempo, ascoltando ad esempio la nostra radio, che è assolutamente fuori posto, fuori moda, fuori tempo. Montaldo Dora.
E qui ci casca l'asino, qui ci casca il Varin, città metropolitana di Torino in Piemonte, c'è la Dora Baltea e la Dora Riparia, ho studiato alle elementari, passa anche dalla Val d'Aosta, Montalto Dora è nella cintura di Torino e c'è la 29esima sagra del cavolo Verza. Lo sapevate? Dal 19 al 23 novembre Montalto d'Ora si trasforma nella capitale del cavolo Verza. Non perdere l'occasione di assaggiare i piatti tipici preparati con cura e passione dagli abitanti del paese, un'esperienza culinaria unica e genuina che ti farà scoprire i sapori e le tradizioni della nostra comunità. Piatti tipici a base di cavolo Verza, mercatini di prodotti locali, musica e intrattenimento dal vivo, atmosfera autunnale e suggestiva. Signore e signori, se cercate qualcosa di diverso, non troppo lontano da casa, se ci seguite ad esempio da Milano, 29esima sagra del cavolo Verza, Montalto d'Ora Torino, dal 19 al 23 di novembre. Qui siamo a Sutri, in provincia di Viterbo, il mercatino storico dell'anfiteatro, lo trovate sulla strada statale Cassia. Il 9 novembre si ritrova artigianato, modernariato, vintage, antiquariato, hobbistica, collezionismo, oggettistica, prodotti tipici. Domenica 9 novembre al mercatino dell'anfiteatro a Sutri, in provincia di Viterbo, parco archeologico. Ancora la zucca, se non avete ancora mangiato un buon risotto con la zucca, ma dove vivete? Dai, a Santena, Torino, la 10ª sagra della zucca al Parco del Castello Cavour, 15 e 16 novembre, apertura dello stand gastronomico all'interno del Palazzo delle Scuderie, sabato 15 dalle 12 alle 19, domenica 16 novembre, alle ore 12, la 10ª sagra della zucca a Santena, in provincia di Torino. Ultima segnalazione, in provincia di Frosinone, a Roccasecca, la festa del broccoletto. E dai, non andate alla festa del broccoletto, siamo alla 16ª edizione. Il broccoletto mica qualunque, il broccoletto di Roccasecca, in provincia di Frosinone. Mettetelo in cartellone: 7-8 dicembre, Roccasecca, via Roma, la sagra, o meglio la festa del broccoletto, a partire dalle ore 10. E facendoci una bella mangiata di broccoli, che poi fanno anche bene, è riconosciuto come PAT, prodotto agroalimentare tradizionale, il broccoletto di Roccasecca, ignoranti che non siete altro. Fa bene all'intestino, ma fa bene soprattutto perché, ancora una volta, che ci crediate o no, è tutto un